Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. È morto l'albanese di 27 anni centrato da 2 colpi di pistola nella sparatoria di Nesima. Venerdì scorso a Catania sarebbero 5 le persone coinvolte nella lite poi degenerata. Inquirenti che stanno ascoltando l'uomo che si è consegnato e l'italiano rimasto ferito. Bandi pilotati all'ospedale Papardo di Messina con le accuse di tentata concussione e corruzione, finiti ai domiciliari l'ex deputato regionale Antonio Catalfamo e il dirigente medico Francesca Paratore. Caro voli senza freni, il garante dei prezzi convoca al Ministero le compagnie aeree. Intanto l'aumento delle tariffe non ferma i vacanzieri di luglio, le località di mare tra le mete preferite. Dopo il record di sbarchi dei giorni scorsi, torna a respirare l'hotspot di Lampedusa. Oggi sull'isola la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. La leggenda del basket Michael Jordan transita da Catania. Il fuoriclasse statunitense è sbarcato a Fontanarossa con il suo jet privato personalizzato per poi dirigersi a Sciacca per il Google Camp. E parliamo ancora della sparatoria di Nesima. All'ospedale Garibaldi di Catania è morto il giovane albanese, è rimasto ferito in un'abitazione di via Cascone. Intanto continuano le indagini, gli inquirenti sono alla ricerca di altre persone presumibilmente coinvolte nei fatti, oltre alle 3 già individuate. Fondamentale il racconto di uno dei feriti e dell'uomo che si è consegnato alla polizia. Adelaide Barbagallo. È morto l'albanese di 27 anni coinvolto nella lite sfociata in una sparatoria all'interno di un'abitazione di proprietà dell'Istituto Case Popolari nel quartiere Nesima a Catania. Ricoverato in terapia intensiva nel reparto del Garibaldi Centro, le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici, da non poter nemmeno intervenire per estrarre chirurgicamente la pallottola che lo aveva raggiunto alla testa. Una seconda lo aveva ferito al collo. Si aggrava così la posizione dell'uomo che si è costituito spontaneamente alla polizia sabato scorso. Si trova in stato di fermo e adesso per lui il reato ipotizzato è di omicidio. Sarebbe l'autore dei colpi di pistola che, oltre a raggiungere il giovane albanese, hanno anche ferito ad una clavicola un italiano di 43 anni ricoverato in ortopedia al Cannizzaro di Catania. Per salvarsi si è lanciato dal balcone e si è fratturato un piede. Intanto emergono altri elementi. Non 3 ma 5 sarebbero state le persone coinvolte nell'animata discussione. Gli agenti della squadra mobile stanno cercando dunque le altre 2. Sarebbero vicine all'uomo con piccoli precedenti penali che era stato identificato grazie anche alla testimonianza del ferito ricoverato al Cannizzaro e che, sentendosi braccato, ha deciso di consegnarsi. Agli investigatori ha detto che il luogo dove è avvenuta la sparatoria era assolutamente casuale. L'assegnataria della casa è morta nel 2018 e da allora l'abitazione sarebbe rimasta chiusa. Dunque, secondo il racconto del fermato, la lite tra lui e l'italiano giunto sul posto con l'albanese non sarebbe scoppiata per motivi legati all'occupazione abusiva dell'appartamento, ma per questioni economiche relative a piccoli lavori. Una vicenda che appare ancora con tanti lati oscuri. L'individuazione delle altre 2 persone e le indagini della polizia coordinate dal PM Martina Bonfiglio potranno aggiungere tasselli interessanti per chiarire dinamica e movente. Un ex deputato regionale e una dirigente dell'azienda ospedaliera ai domiciliari a Messina nell'ambito dell'inchiesta sui bandi di gara e di concorsi all'ospedale Papardo. Ce ne parla Francesco Triolo. Tentata concussione e corruzione nelle assunzioni all'ospedale Papardo, queste le accuse di cui devono rispondere l'ex deputato regionale di Fratelli d'Italia e Lega transitato di recente a Forza Italia Antonio Catalfamo ed una dirigente medico della stessa azienda sanitaria Francesca Paratore che dal 2021 dirige l'unità di ricerca sanitaria, finiti oggi entrambi ai domiciliari. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno preso il via da alcuni controlli effettuati su una serie di procedure di gara riguardanti l'azienda Papardo di Messina che, secondo l'accusa, sarebbero state condizionate. Le fiamme gialle hanno ricostruito una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria a fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città di Messina e alle regionali del 2022. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marco Accolla hanno consentito di accertare come, in virtù di un rapporto personale tra l'ex deputato e la dirigente, è stato tentato di agevolare persone a loro vicine imponendo l'assunzione delle ditte private che si aggiudicavano gli appalti relativi
relativi a servizi di pulizia e sanificazione nella struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiando nella partecipazione a concorsi pubblici e nella predisposizione da parte dell'azienda ospedaliera di bandi di gara ad hoc. E adesso parliamo di estate e cominciamo dal caro voli. Il garante dei prezzi ha convocato per oggi i rappresentanti delle principali compagnie aeree per capire se c'è qualche forma di speculazione. Sotto accusa le tratte nazionali che quest'anno registrano i maggiori rincari. Emanuela Corsi. Quanto abbiamo speso per venire da Milano? 350 euro circa, andata e ritorno. Ancora vacanze con prezzi dei biglietti aerei alle stelle, soprattutto per le tratte nazionali che secondo l'Istat hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Venire in Sicilia da Milano per molti è un vero e proprio salasso, soprattutto per chi viaggia con la famiglia. Andata e ritorno, 2 persone, 400 euro. 120 euro. Intorno ai 200 euro. A persona? Sì. Quindi insomma una cifra importante. E come no? Non va meglio a chi invece viene dalla capitale. La tratta Roma-Catania e viceversa continua a segnare prezzi esorbitanti. Circa 400 euro. Venendo da? Andata e ritorno però, da Roma. Il problema del caro voli, che fino a pochi mesi fa era ad esclusivo appannaggio della Sicilia, ora si estende a tutto il resto d'Italia e finisce sotto la lente di ingrandimento di Mister Prezzi, che vuole vederci chiaro dopo aver monitorato da tempo la situazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari, per capire se c'è qualche forma di speculazione soprattutto in un momento in cui il prezzo del carburante è sceso. A viaggiare in questo periodo non ci sono solo vacanzieri, ma anche studenti e lavoratori che fanno rientro a casa. I più fortunati sono riusciti, prenotando con largo anticipo, a trovare qualche offerta, ormai sempre più rara anche con le compagnie low cost. Abbastanza economico, sì. Ma hai prenotato con largo anticipo? No, ho prenotato ad inizio giugno, se non sbaglio. Andata e ritorno 44 euro. Pochissimo. Sì, preso con largo anticipo. Quando l'hai prenotato? Ma l'anno scorso? No, 2 mesi prima. 78 euro in totale. Anche le tratte internazionali non sono economiche, come ci racconta questo passeggero che viene da Londra con il figlio. Il volo era prenotato da qualche anno, poi ho fatto delle aggiunte, insomma più di 1000 euro. Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere in determinati periodi dell'anno i prezzi dei biglietti per gli Stati Uniti. È la denuncia del Codacons, che ha chiesto di partecipare alla riunione con le compagnie aeree. Ma nonostante il caro voli, la Sicilia continua comunque ad attrarre turisti, le località di mare, le mete preferite dai vacanzieri. Molti, secondo una stima di Coldiretti, hanno scelto proprio questo mese di luglio per trascorrere le ferie. Ancora Emanuela Corsi. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. È arrivato luglio ed è già tempo di vacanze. Anche se sono sempre di più le persone che scelgono di anticipare le tanto agognate ferie a giugno, luglio resta uno dei mesi preferiti per partire. Secondo Coldiretti, infatti, sono più di 15 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma quali sono le mete preferite di quest'estate? Lo abbiamo chiesto ai catanesi. Quest'anno facciamo 3 giorni a Portopalo e poi non lo so, dei piccoli weekend. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza per località nazionali. Tra le mete preferite anche quest'anno c'è la Sicilia, scelta anche da chi è già in ferie. Io sono in vacanza, sono di Milano, sono arrivata l'altro ieri e vado via il 7 luglio. 4 giorni, sì, va bene. Da dove viene? Da Roma. Quest'anno dove si va in vacanza? Quest'anno andremo in vacanza, come sempre, alla nostra casa a mare Recanati. Però qua in Sicilia. Andrò tipo a Palermo, Siracusa. No, da nessuna parte, si rimane in Sicilia. Sempre qua. In vacanza mi sa che restiamo qua, nella nostra isola. Tutti i posti sono belli, perché la Sicilia è bella. Si va in ferie a Favignana. Con gli amici, fidanzata? Fidanzata. Tra coloro che viaggiano c'è anche chi ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero. Andremo a Santorini, 15 luglio. Las Vegas. Non tutti hanno ancora le idee chiare e devono ancora decidere. Le parti della Toscana, il Trento, non lo so ancora. Pensavo di fare una crociera, però siamo in attesa. Non lo so, dobbiamo ancora organizzarci con i miei amici. Pensiamo a un viaggetto fuori, all'estero. Non manca anche chi resterà a casa. A casa, a Lebrino. Con chi? Con la moglie. A casa.
Non si parte? No, troppe spese. In vacanza quest'anno niente, lavoro soltanto. Da nessuna parte, perché la mia compagna è in gravidanza, quindi già l'abbiamo fatto. Ferie no. Quindi si lavora? Sì. Tra chi parte c'è anche chi sceglie di fare un pellegrinaggio. Abbiamo un progetto di andare una settimana a luglio, andremo a Lourdes. Non lo so se posso andare a Medjugorje a settembre. Perché d'estate la fede non va in vacanza. E noi invece ci spostiamo a Lampedusa, dove gli sbarchi concedono una tregua dopo i numerosi sbarchi dei giorni scorsi. Si svuota con i trasferimenti il centro gestito dalla Croce Rossa. Oggi sull'isola arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, accompagnato dalla commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson. Dopo gli sbarchi a raffica che hanno visto rapidamente l'hotspot di Lampedusa ospitare 3.306 migranti, un numero ben superiore alla capienza che sarebbe di circa 400 persone, oggi la struttura di primissima accoglienza si presenta così. I trasferimenti in altre località con navi e traghetti si sono susseguiti e hanno restituito a un clima di ordinaria gestione dell'hotspot. Siamo rientrati sull'ordinario con dei numeri intorno alle 500 unità e quindi si prosegue con le attività del centro e con i servizi che stiamo erogando all'interno. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita a Lampedusa con la commissaria dell'Unione Europea agli affari interni Ylva Johansson, non troverà l'hotspot super affollato e in emergenza. Lo scenario sarà esattamente quello che vi stiamo mostrando. Con la gestione della Croce Rossa e la nuova organizzazione che consente il trasferimento di 2.500 migranti in 36 ore è avvenuto un cambio di passo. Abbiamo prestato loro le prime misure di protezione, quindi abbiamo fornito loro accoglienza materiale, la possibilità di contattare i propri familiari, la possibilità di ricevere assistenza sanitaria e anche le informazioni per poter poi proseguire nel percorso che intraprenderanno in Italia. Ma occorre prepararsi a nuovi importanti arrivi. Ci stiamo preparando con la pianificazione, quindi pronti a mettere in campo tutte le misure possibili, che sono quelle del sistema di emergenza, per rispondere comunque a un'accoglienza dignitosa per tutti e a fornire il dovuto supporto a tutte le persone. Va meglio anche sul fronte dei rifiuti, i cui costi di smaltimento in discarica erano lievitati enormemente. Nell'hotspot è partita da poco la raccolta differenziata. Anche questa novità troverà Piantedosi, il cui ministero aveva concesso a novembre un contributo straordinario al comune di circa 800.000 euro, soldi destinati proprio a quest'altro tipo di emergenza. Adesso c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo. E rieccoci dopo la pubblicità. È prescritto il reato di truffa in concorso per l'ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, per l'ex assessore regionale all'industria Linda Vanchieri e per l'imprenditore gelese Carmelo Turco. Cade anche l'accusa di simulazione di reato contestata a Carlo Larotonda e il favoreggiamento per Andrea e Salvatore Calì. L'annuncio è stato dato dal presidente del Tribunale di Caltanissetta Francesco D'Arrigo nel corso dell'udienza del processo sul cosiddetto sistema Montante che si celebra nei confronti di 30 imputati. E ci spostiamo invece a Siracusa, dove il cimitero è in uno stato di degrado, con le lapidi che sono ricoperte di erba, una situazione inaccettabile, dicono i visitatori, che chiedono più decoro per i defunti. Sentiamo Francesco Aloi. Io vedo e qua c'è la desolazione direttamente. È l'atmosfera che si respira al cimitero di Siracusa, qui l'erba la fa da padrone, una situazione che fa storcere il naso a molti. È in completo stato di abbandono, una vera vergogna. È un vero schifo. Si dovrebbe, almeno ai nostri defunti, di sistemarli come si deve. C'è poco rispetto per i defunti, ci dicono, ma la vegetazione spontanea spunta anche dall'asfalto. Quello che vediamo è il totale abbandono. E dei viali che ho attraversato per andare a trovare i miei cari defunti ci sono cespugli alti quasi a dimensione di uomo. Questo anzi ha spazio, ma se lei percorresse quello parallelo si renderebbe conto che proprio i cespugli sono all'altezza umana, quindi il degrado, la sporcizia. Continuiamo il nostro cammino ed arriviamo qui, lapidi e croci sommerse dall'erba. E tutta questa erba proprio è un disastro proprio. Da quanto tempo è così? Sì, da molto tempo, perché non fanno niente, non si muovono niente, per niente.
È una vergogna proprio, una vergogna. Qui addirittura c'è una grossa pianta di cappero, ma troviamo anche il fico, vegetazione tipica di una campagna, non del cimitero. Segnate dall'incuria anche le lapidi dei siracusani illustri. Pensavo ad altri cimiteri che si vedono alla televisione o in altri posti, dove l'erba è tutta rasata, dove è tutto pulito e messo in ordine. E invece qui è tutto un disastro, tutto un abbandono. Da Palazzo Vermexio comunque assicurano che i lavori di diserbo partiranno a breve. E adesso una notizia che riguarda gli automobilisti di Catania, nuovi lavori di scarificazione e rifacimento della pavimentazione in asfalto da domani lungo la circonvallazione a Catania, dissestata in diverse parti per l'usura del tempo e del traffico veicolare. Il cantiere, che si dovrebbe concludere il 14 luglio, interesserà il tratto dalla rotatoria di Inesima fino a quella di Sannullo in direzione Ognina, a seguire il tratto che va dalla rotatoria di Sannullo fino a Viale Fleming e da qui al Tondo Gioeni. E adesso parliamo di spettacolo, ci spostiamo a Palermo, una serata improvvisata che ha fatto il giro del web quando a sedersi su una scalinata insieme con il chitarrista di fiducia è stato il cantante Blanco. Il momento diventa virale sui social. Dopo aver partecipato al concerto del Foro Italico, il cantante idolo dei giovanissimi ha raggiunto Piazza Pretoria e ha spiazzato i fan. Sentiamo Eva Spampinato. Palermo, Piazza Pretoria, telefonini dei fan puntati sulla scalinata, una chitarra e una voce che spezza il silenzio della notte siciliana. Lui è Blanco e a sorpresa, dopo il concerto live del Foro Italico, ha raggiunto i quattro canti e ha cominciato a cantare il brano La mia famiglia. In Piazza Pretoria Blanco ha girato il videoclip di una delle sue serenate che promuovono l'ultimo disco Innamorato. Lo stesso format lo ha seguito anche a Venezia, dove ha cantato in gondola, a Firenze e a Napoli. Tu che muore e sono diventato matto, paura di quello che faccio. Blanco è uno dei cantanti più amati dalla generazione Z, di cui lui stesso fa parte. 20 anni, una vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, concerti sold out e record di vendite. I suoi calci e le rose sul palco di Sanremo hanno fatto discutere per mesi. Ai fan palermitani della pagina Instagram Blanco Supporter ha chiesto consigli su dove andare a mangiare. Posto buono dove mangiare? Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. E rieccoci rientrati dalla pubblicità per parlare di uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, Michael Jordan. A Catania, lo vediamo in questa immagine, all'aeroporto di Fontanarossa, dopo aver stretto la mano a Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC, e fermatosi per qualche foto. Ricordo, l'ormai 60enne ex campione statunitense si è recato verso Sciacca, nell'Agrigentino, perché è atteso al Google Camp. Jordan era a bordo di un vistoso jet privato personalizzato con le sue iniziali, il 23 e il 6, ovvero lo storico numero di maglia e i titoli vinti nel campionato NBA con i Chicago Bulls. E parliamo invece di beach volley. A Messina si è conclusa la 4 giorni di gare del torneo internazionale di beach volley del Pro Tour. Ottimi risultati per la nazionale azzurra, che conquista un oro e un argento nella femminile e un terzo posto nel tabellone maschile. Un successo di pubblico, di entusiasmo ed anche di risultati. La 4 giorni di beach volley internazionale vissuta sui campi allestiti nello scenario unico di Piazza Duomo a Messina ha visto trionfare anche l'azzurro, con la medaglia d'oro per la coppia della nazionale italiana composta da Margherita Bianchini e Claudia Scampoli. Nel maschile invece hanno vinto gli argentini Amieva ed Aveiro. Sotto il profilo sportivo, oltre alla medaglia d'oro, la spedizione azzurra incassa anche il secondo posto del tabellone femminile con Reca Orsi Tot e Giada Bianchi ed il terzo posto
posto per la coppia dal corso Viskovic per il tabellone maschile, arrivati questi ad un passo dalla finale e superati per 2-7-0 dai polacchi Szekcer e Petuskin, stesso risultato con cui si fermano ad un passo alla finalissima anche Benzi e Bonifazzi, sconfitti dagli argentini Amieve e Avero, poi vincitori del torneo al termine di una seguitissima e tirata finale conclusa 2-7-1. Bellissima anche la finale femminile tutta italiana portata a casa dalla coppia Bianchin-Scampoli con il finale di 2-0. Le finali andate in scena ieri pomeriggio hanno concluso un appuntamento di altissimo livello tecnico che ha registrato numeri importanti anche in termini di affluenze e grandi apprezzamenti da parte delle varie delegazioni provenienti da ben 27 nazioni differenti. Un grande risultato per la tappa siciliana del circuito internazionale organizzato dalla Confederazione Europea di Pallavolo e tanta soddisfazione anche da parte degli organizzatori dell'evento messinese, entusiasti per il successo ottenuto sia sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista della partecipazione da parte del pubblico, che ha apprezzato e seguito con grande entusiasmo e passione le 4 giornate di gara. Il TG torna più tardi, noi ci fermiamo qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.